Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Buona settimana. Direi che inizierà una settimana dal sapore prettamente autunnale a causa delle piogge che interesseranno diversi giorni. Direi di concentrarmi soprattutto sulla giornata di lunedì e martedì, che dovrebbero essere probabilmente le giornate più critiche dal punto di vista delle precipitazioni. Per capire cosa accadrà in sostanza iniziamo con una mappa in quota a circa 5.500 metri che ci fa vedere quelle cerchio verde in corrispondenza tra l'Italia e la penisola iberica. Si tratta di brutto tempo, in gergo goccia fredda, è una mappa in quota appunto che attirerà una saccatura che è presente nel nord Europa, con i colori verdi si uniranno e daranno origine ad un peggioramento del tempo che appunto caratterizzerà buona parte della settimana. Quindi possiamo dire che tra lunedì e martedì pioverà parecchio su varie parti del territorio nazionale. Iniziamo dal lunedì, quando vediamo come il grosso del maltempo interesserà i settori più occidentali, segnatamente il nord-ovest, la Corsica, la Sardegna e parte delle aree tirreniche. Poi alla volta di martedì tutto tenderà a spostarsi parzialmente verso i settori orientali, ma potete notare come ci siano alcune zone con colorazioni attorno al rosso, indica appunto precipitazioni anche intense, quindi un occhio di attenzione più che altro per quanto riguarda i corsi d'acqua. Direi che questa situazione di tempo incerto ci terrà compagnia per gran parte della settimana. Anche mercoledì e giovedì il tempo sarà brutto, con precipitazioni meno intense, perché una figura di bassa pressione si insedierà sul Mediterraneo e faticherà ad allontanarsi. Sarà poi da capire anche eventuali influenze fredde come potrebbero interessarci nel proseguo dei giorni. Per ora è tutto, auguro a voi tutti una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.